A Palazzo della Luce a Treviso l'UDC ha presentato la sua lista di candidati per le prossime regionali. Assieme al segretario provinciale Stefano Soldan, anche il senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell'Unione di Centro. Per Stefani presidente, ed è una lista importante per una presenza altrettanto fondamentale all'interno del territorio trevigiano e del territorio veneto. Noi mettiamo la persona al centro, che significa un percorso di vita importante. La prima cosa è la sanità, il sociale, di conseguenza la famiglia, i nostri figli e il percorso che va fino all'aiuto a costruire una famiglia, quindi alla prima casa, l'aiuto per le mamme, i papà per essere genitori e di conseguenza il lavoro. Senza lavoro non c'è dignità e quindi per le nostre imprese. Poi passiamo per l'ambiente, per la sicurezza, per l'arte, per la cultura. I candidati sono Alessandra Breda, Eric Brino, Edlira Cami, Mario Collet, Sara Carraro, Muharrem Salu, Margot Lazzarini, Andrea Simeonato e Monia Rizzo. La nostra presenza all'interno del Consiglio regionale e chissà anche della Giunta regionale siano fondamentali proprio per trovare quell'equilibrio fondamentale perché ci sia attenzione, presenza, ascolto in mezzo e tra la gente.